Incidente sfiorato, arriva 7 martiri, il ministro Toninelli chiede alla Capitaneria di Porto di Venezia l'immediata verifica sui fatti, un report in tempo reale, ribadisce stanco degli insulti di Brugnaro, mai le navi a Marghera. Intanto ieri sera un altro colosso in manovra nonostante la bufera, un video scatena le nuove polemiche, i nonavi annunciano una manifestazione il 7 settembre alla Mostra del Cinema. Conta dei danni nella provincia di Venezia, falcidiata dal maltempo di ieri sera, 3 allagamenti e alberi crollati. In centro storico crolla un muro accanto alla chiesa di San Girolamo. A Spinello straziante addio a Cecilia Piva, la 12enne, morta nel barchino contro la briccola, un pallone da volley, la sua grande passione, sulla bara. Il papà, non dobbiamo piangere, lei non avrebbe voluto. Tragedia lungo la Treviso Mare, coppia di Silea in moto si schianta contro un'auto, muore un 54enne, grave la fidanzata. Stoncata da un'emorragia cerebrale a soli 24 anni è morta Marianna Serena, era stata la Maria del Carnevale di Venezia 2014, l'Angelo del 2015. Dopo l'individuazione del corpo, pochi giorni fa recuperate sull'altopiano di Asiago le spoglie di un soldato italiano caduto durante la Grande Guerra in zona Melette. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione dell'Antena 3, questa è l'edizione del telegiornale del Veneto. Come avete capito cominciamo proprio dalle polemiche legate ancora alle grandi navi a Venezia. Dopo il dramma sfiorato domenica, il ministro Toninelli ha dato mandato all'autorità di sistema portuale e alla Capitaneria di Porto di avviare un'immediata verifica sui fatti accaduti la sera del 7 luglio, chiedendo in tempo reale un report. Nella missiva si sottolinea anche la necessità di valutare se le misure attualmente in essere siano idonee ad assicurare la piena sicurezza della navigazione, adottando con la massima urgenza ulteriori procedure per elevare gli standard di sicurezza. Continua il litigio a distanza poi con il sindaco Luigi Brugnaro e dichiarazione ancora di Toninelli pochi minuti fa: se la tragedia si è sfiorata, almeno se non è successo nulla, diciamo così, per il ministro Toninelli il merito è tutto suo, che ha voluto il terzo rimorchiatore. Sentiamo. Nonostante il violento nubifragio, un'altra nave da crociera si è messa in moto direzione Bacino San Marco. Non ci sono stati incidenti, ma nemmeno il buon senso di evitare di mettersi in laguna vista la mancanza di visibilità. Dopo l'incidente di 2 giorni fa, il secondo in poco tempo, non si placano le polemiche tra il sindaco Brugnaro e il ministro Toninelli, che risponde alle accuse di immobilismo. Ogni tanto vieni a Roma anche tu, dice al sindaco Brugnaro, e prendi posizione per la tua città. I provvedimenti che abbiamo adottato sono stati decisivi. Il terzo rimorchiatore, per esempio, ha probabilmente evitato una collisione. E ancora, ho firmato la proposta di riparto per gli anni 2018-2019 dei 65 milioni di euro destinati ai comuni della laguna, che sarà formalmente adottato con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In questo modo, aggiunge Toninelli, stiamo attuando in tempi rapidissimi un'importante norma inserita nel decreto sblocca cantieri, che permette di superare lo stallo di questi ultimi anni che stava bloccando l'erogazione delle risorse. Anche il ministro Bonisoli è intervenuto sulla questione. Io negli scorsi giorni mi sono sentito con il sindaco Brugnaro, a cui ho chiesto di segnalarmi un esperto di viabilità cittadina per una commissione che stiamo costituendo, a cui darò, o meglio il Ministero, non sarò io personalmente, a cui il Ministero chiederà una mano per decidere le prescrizioni legate al vincolo sul canale della Giudecca. In poche parole, la grande nave va bene, sappiamo tutti che cos'è, ma a Venezia ci sono tante navi che girano e hanno delle ragioni di essere in termini di traffico, orari, tonnellaggi e quant'altro, perché è una città viva. Questa non è un'esperienza che è facilmente disponibile, anche perché Venezia è un unicum, quindi noi abbiamo bisogno di un esperto di traffico cittadino, dove però il traffico è sull'acqua e non è sulla terra, non è una cosa banale. Mentre la Federazione Italiana Piloti dei Porti ha diffuso una nota per chiarire alcuni aspetti riguardo l'incidente della Costa Deliziosa. Le misure messe in campo dal comandante del porto, si legge, unite alla perizia tecnica dei piloti e dei servizi tecnico-nautici in generale, sono state in grado di rispondere efficacemente all'emergenza climatica.
precisando che la manovra di partenza della Costa Deliziosa era avvenuta in condizioni meteo buone e prestando la giusta attenzione ad eventuali fenomeni temporaleschi in atto. Intanto il Comitato No Grandi Navi annuncia un'altra grande manifestazione di protesta il 7 settembre alla Mostra del Cinema. E poi queste 2 serate di intenso lavoro per protezione civile e non solo, dovuto ai danni provocati dal maltempo. Vediamo. Nelle ultime 2 sere sono stati 90 gli uomini impegnati di protezione civile sul campo ad intervenire sulle varie situazioni che si sono create a causa del maltempo. Maltempo che in particolar modo ha recato dei danni di media entità, fortunatamente senza nessun ferito o situazioni gravi. Anche questa notte si è proceduto assieme al Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, con supporti anche provenienti da Padova e Treviso, a fare diversi interventi sul territorio, circa una 50 in terraferma e altrettanto più o meno in quello di Venezia centro storico. Un intenso nubifragio, vento forte, pioggia e grandine si sono abbattuti sul veneziano nelle ultime 2 serate. 150 le chiamate ai vigili del fuoco, molte dal centro storico veneziano. Parliamo soprattutto di alberi caduti, di comignoli pericolanti, parliamo anche di qualche incendio, in particolare quello dell'isola del Certosa che ha aggredito un cantiere, però fortunatamente grazie al lavoro dei vigili del fuoco è stato circoscritto e domato. Altre chiamate sono giunte per piante pericolanti e sgombero di sedi stradali a Mestre, Lido, Marcon, Marghera, Scorzè, Spinea, Jesolo. Diversi veicoli sono stati danneggiati da rami di alberi spezzati. A Favaro Veneto invece sono stati danneggiati i cavi del tram, per cui ACTV ha attivato provvisoriamente il servizio automobilistico sostitutivo sull'intera rete. In aiuto ai vigili del fuoco hanno operato complessivamente 30 volontari domenica sera e circa 60 lunedì. Sono una risorsa fondamentale e colgo sempre l'occasione per ringraziarli perché sono uomini di vero cuore che fanno volontariato, ma al tempo stesso molto preparati, specializzati nei vari settori. E poi restiamo a Venezia, appunto una delle aree più flagellate come dicevamo, perché poi questa mattina al risveglio tra i più gravi danni provocati da questo maltempo il crollo del muro accanto alla chiesa di San Girolamo nel sestiere di Cannareggio. Non esiste più, ma il muro di cinta del giardino dietro la chiesa di San Girolamo a Cannareggio rimane comunque il simbolo della violenza dell'ultima ondata di maltempo che si è abbattuta ancora una volta su Venezia. Pale e carriole sono al lavoro per sgomberare detriti che raccontano una notte di bufera. Vento che soffiava a 90 km all'ora, pioggia fittissima e grandine che come una sassaiola colpiva con una forza tale che i clienti del ristorante dall'altra parte del canale non si sono neppure accorti del crollo del muro, il cui boato è stato coperto dal frastuono del maltempo. Che qualcosa non andasse comunque era apparso evidente a tutti, ma assieme al muro a San Girolamo è venuto giù anche il lampione e se la visibilità era scarsa prima, poi sul canale sono calate le tenebre. Il muro è crollato presumibilmente poco prima delle 22, le file di mattoni più basse sono rimaste in piedi, tutto il resto è quasi adagiato ordinatamente sulla fondamenta, come se il muro si fosse piegato su se stesso. Naturalmente per strada non c'era nessuno e in parecchi a casa stavano già facendo i conti con piccoli e grandi danni e qualche principio di allagamento. Poco distante da San Girolamo, ad esempio, all'imbocco del sottoportico dei Vedei, una parte di calle è stata chiusa al transito a causa di un camino pericolante. Un'altra delle tante conseguenze dell'eccezionale maltempo che ha colpito la città. Ora torniamo invece a un altro crollo, quello del Rosone, lo ricorderete, nella chiesa di Carpenedo a Mestre, di cui vi abbiamo parlato ieri. Date un'occhiata a questo video pubblicato online nel Gazzettino, si vedono gli istanti che precedono il momento del crollo e il dramma sfiorato. Quell'uomo, eccolo lì, lo vedete, davvero miracolato, perché sente un urlo e intuisce che c'è qualche problema appena entrato nella chiesa e quindi si salva dalla caduta del Rosone per il maltempo. Rivediamolo in questo attimo, davvero dell'incredibile. Accelera e appunto si salva. Il nuovo slittamento dell'autonomia com'è andata ieri, bene o male? Ancora non si capisce se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. La reazione oggi in Consiglio regionale.
Quello che stiamo vedendo questi giorni sinceramente mi lascia piuttosto basito, proprio perché se qualcuno non vuol dare l'autonomia al Veneto almeno lo dica chiaramente. Io sto vedendo dei no a delle proposte che riguardano l'ambiente, che riguardano la scuola, che riguardano altre cose, che arrivano dai ministeri senza una motivazione. La pazienza dei veneti si sta esaurendo, aggiunge il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti dopo l'ennesimo rinvio dell'autonomia in Consiglio dei Ministri. A provocare il nuovo slittamento temi come le concessioni autostradali e ferroviarie, ma anche questioni in ambito scolastico, soprattutto l'assunzione dei docenti. Questa è la cosa che spiace di più, perché sull'istruzione invece io ritenevo la strada veramente in discesa, peraltro con un attentissimo ministro Stefani che aveva ben compreso che bastava mettere in ordine quello che la provincia di Trento fa per la scuola e la regione del Veneto voleva fare. Se il dibattito sulle autonomie regionali è uno dei barometri delle tensioni all'interno del governo giallo-verde, al malumore di alcuni leghisti i 5 Stelle ribattono che di fronte ad un tema così complesso l'approfondimento è d'obbligo. È una questione delicata, ci sono degli scogli da superare, questo so che lo sa di per certo anche il governatore Zaia e l'altro alleato che è la Lega Nord, per cui noi vogliamo che esca una proposta, un testo che tenga in considerazione di tutte le diversità, che sia un testo buono e non sia solo propaganda elettorale. Sull'autonomia differenziata, nonostante le riunioni già fatte, non c'è ancora alcun testo, ha affermato il ministro per il Sud Barbara Lezzi, ma per noi 5 Stelle i punti cui non rinunciamo riguardano la presenza del fondo di perequazione, l'introduzione dei fabbisogni standard e quindi i livelli essenziali di prestazione, con l'obiettivo di non creare cittadini di serie A e serie B. Chi osserva il dibattito dall'esterno, come il Partito Democratico, lo fa con disincanto. Secondo lei questo tira e molla continuerà a lungo? Non riesco a fare previsioni, mi limito a constatare questa situazione di incapacità decisionale anche su questo punto. Oggi a Spinea l'addio alla piccola Cecilia, la bimba di 12 anni morta contro la briccola. L'ultimo massimo che voglio dare è che quella moneta non mi spiaceva. Tommaso non può scendere dalla barca perché ci sono paure, ci sono i ragni. Cecilia prende, se lo carica sulle spalle e se lo porta a terra. È stato il papà Roberto Piva, occhiali completo scuro, indagato per omicidio colposo dopo la tragica morte della figlioletta Cecilia, per la cui scomparsa si è sempre autoaccusato, a voler prendere parola nella chiesa gremitissima di Santa Bertilla a Spinea per l'ultimo saluto alla ragazzina morta da appena 12 anni, domenica 30 giugno, mentre rimbarca in gita in laguna in zona Bacan di fronte a Sant'Erasmo con lui e con il figlioletto Tommaso. Io chiedo solo di guardare questo Tommaso. Due fratelli che mi hanno legato a Gesù. E adesso basta come l'acqua, per favore. Cecilia, i ragazzini, a lei piaceva il sorriso, piaceva il tempo. E allora ricordiamoci di sorriso di Cecilia. Grazie a tutti. In chiesa anche la mamma Martina in silenzio e sempre tra le lacrime a guardare disperata insieme al figlio Tommaso la tomba della piccola Cecilia, dove a turno si avvicendavano i compagni di scuola della ragazzina con gli amici di gioco e della pallavolo, chi per lasciare un bocciolo di rosa bianca e chi il pallone di tante schiacciate di altrettante partite, come ha ricordato anche Valentina, sua grande amica della pallavolo. Non potrei mai essere scordata o rimpiazzata. Nessuno avrebbe mai pensato che potesse succedere una cosa del genere, adesso è accaduto. Come sappiamo tutti sei stata sin da sempre una giovane guerriera, una ragazza tranquilla e solare, che sapeva reagire ad ogni situazione e innalzarsi da ogni caduta. Parole di conforto per la famiglia tutta e per la mamma, in particolare dal parroco che ha officiato l'omelia, Don Riccardo Zanchin. E concludo, cara Cecilia, queste brevi parole con un'immagine che mi ha confidato la tua mamma e che mi ha convinto. La mamma mi diceva: è come se fosse tornata nel mio grembo, la sento dentro di me. Quindi il saluto commosso e partecipato dagli amici tutti con il volo dei palloncini bianchi verso il cielo.
È una tragedia questa mattina lungo la Treviso Mare, una coppia di Silea in moto si schianta contro un'auto a Meolo, muore un 54enne e grave la compagna. La giornata era cominciata nel migliore dei modi. I due fidanzati avevano deciso di trascorrere il pomeriggio facendo una gita al mare e passare dei momenti spensierati. Jesolo, a pochi chilometri da casa, era la loro meta. A meno di un quarto d'ora dalla partenza, però, il loro sogno si è infranto in un rettilineo contro un'auto. La tragedia si è consumata in pochi istanti sulla strada Treviso Mare, poco prima di mezzogiorno. Lo schianto è avvenuto tra un'automobile e lo scooter con a bordo i due coniugi, ai piedi del cavalcavia, nel territorio di Meolo, all'altezza di un distributore. La macchina stava svoltando e io stavo entrando. Da come ha detto non ha visto la moto arrivare. A perdere la vita Walter Ross, di 54 anni, di Silea, mentre la donna Elena Libera Pedatella, che viaggiava con lui, è rimasta gravemente ferita. I sanitari del 118 l'hanno soccorsa e caricata a bordo dell'elicottero per trasportarla all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Solo nelle prossime ore si potranno conoscere meglio le condizioni di salute in cui versa la 57enne. Quando gli operatori del SUAM 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente, per l'uomo non c'era più nulla da fare. È spettato ai carabinieri locali effettuare i rilievi del caso. Walter Ross era molto conosciuto a Silea e a Treviso, dove lavorava come barista in centro storico. Lascia due figli, Fabio e Roberto, di 27 e 24 anni. Nonostante la pericolosità sia stata più volte segnalata, le auto continuano a sfrecciare e a sorpassare a tutta velocità, anche nel tratto del cavalcavia dove c'è la doppia linea continua. Corrono troppo? Ma troppo, a missili, non troppo. Bisogna fare qualcosa. Sì, è stato fatto una richiesta, domande di tutto, una richiesta in provincia, hanno detto che non è una strada ad alto rischio di mortalità. Adesso proverei a prendere quel morto lì e portarglielo in ufficio. Lei l'ha visto morire, questo povero signore? Ero là davanti assieme a altre due signore, l'ho visto morire. Svolta clamorosa dopo l'incidente mortale di venerdì sera a Ponte di Brenta, nel Padovano, dove ha perso la vita un 61enne. La ragazza che ha provocato lo schianto è risultata positiva al test della droga. È risultata positiva la cocaina alla 28enne di Vigonza, che venerdì sera ha travolto e ucciso uno scooterista di 61 anni a Padova. La ragazza, subito dopo aver provocato l'incidente mortale, si era allontanata dal luogo per poi ritornarvi qualche ora più tardi. Per questo i carabinieri l'avevano già arrestata. Prima però era stata portata in ospedale per gli accertamenti e sottoposta all'alcol test e al test tossicologico. Gli esiti di quest'ultimo sono giunti nelle scorse ore in procura. La 28enne è risultata essere sotto l'effetto della cocaina. Venerdì sera la giovane, a bordo della sua Y10, procedeva in via San Marco a Ponte di Brenta in direzione del centro di Padova, quando ha improvvisamente invaso la carreggiata opposta, centrando lo scooter su cui viaggiava Valerio Negrelli, commerciante padovano di 61 anni, e un'altra auto. Ha poi terminato la sua corsa contro un cancello. L'impatto è stato talmente violento che lo scooterista è stato sbalzato a terra e il motorino ha preso fuoco. La ragazza prima si è allontanata dal luogo dell'incidente, poi vi è ritornata, identificata e portata in ospedale per gli accertamenti, è stata arrestata. Alla luce dei risultati del test tossicologico, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e le ha imposto la misura cautelare dell'obbligo di firma quotidiano alla polizia giudiziaria. Date le aggravanti, ora la giovane rischia una pena fino a 12 anni. Bella, bellissima, è un malore, se l'è portata via. Ha ucciso la giovane Marianna Serena, Angelo del Carnevale 2015 e Maria del 2014. Lutto per la morte di Marianna Serena, deceduta a 24 anni nell'ospedale di Treviso dopo essere entrata in coma per un'emorragia cerebrale a cui è seguito un arresto cardiaco. Marianna aveva interpretato l'Angelo del Carnevale di Venezia nel 2015 e l'anno precedente era stata la vincitrice del concorso delle Marie. La sua morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole. Quando è successo si trovava a Vicenza con il fidanzato. Soccorsa immediatamente, è stata portata prima a Thiene, poi in elicottero a Treviso, ma non c'è stato nulla da fare. Secondo i medici potrebbe essersi trattato di un problema congenito, impossibile da prevedere o diagnosticare. Difficile non ricordarla mentre scende dal campanile di San Marco come un angelo.
Noi ci uniamo in questo dolore che ovviamente non può essere commentato, chiaramente, quindi quando una ragazza così giovane muore all'improvviso è chiaro che lascia attoniti e lascia un vuoto, pensiamo, incolmabile, ovviamente. E noi abbiamo un ricordo molto bello perché la nonna è stata una deliziosa Maria, naturalmente l'abbiamo vista all'opera in quei 15 giorni, 20 giorni quasi, in cui dalla selezione si è poi arrivati alla nomina della Maria dell'anno, e devo dire che sì, già allora insomma, si era distinta per la sua grazia, la sua eleganza, non per nulla poi ha vinto insomma, il concorso delle Marie. Al tempo aveva 19 anni e tanti progetti, come quello di laurearsi e poi diventare una stilista. È maturata molto bene, poi sappiamo che si è laureata, che ha sviluppato la sua attività, la sua vita, e proprio nel momento in cui doveva probabilmente viverla purtroppo è scomparsa, e questo ci lascia veramente molto rattristati, e ovviamente rinnoviamo il nostro cordoglio e la nostra partecipazione al dolore della famiglia. Marianna lascia la mamma Luciana, il papà Mauro, vigile del fuoco a Mestre, e una sorella più piccola, Maria Sole, di 18 anni. Lutto a Marghera, dove la ragazza viveva. Pochi istanti di pubblicità, poi parliamo di Olimpiadi e una strepitosa scoperta. Vetro. Telegiornale del Veneto, torniamo in onda con Tiziana Bolognani. Oggi siamo andati a scoprire com'è l'umore dei bellunesi in vista delle Olimpiadi del 2026. Olimpiadi 2026, aspettative e timori. Come si dice? Io nel 1956 ho portato la fiaccola. La fiaccola, sì. Graziano Sabatini nel 1956 fu uno dei 4 calciatori che la Cibelluno scelse fra i migliori della sua rosa per portare la fiaccola alle Olimpiadi invernali di Cortina. Oggi sono i suoi occhi a sprigionare l'entusiasmo per questa nuova opportunità, e la sua emozione è indicibile. Quel giorno che c'era la votazione, siccome all'ufficio qui delle assicurazioni generali, ho portato giù la fiaccola, l'ho messa sul tavolo e la gente così poteva vedere che io avevo portato la cosa, certo. Era un bel evento, insomma. Quindi un'emozione personale, per un ricordo personale, ma anche per la nostra provincia. Sì, senz'altro. La gioia è incontenibile. Dal giorno dell'assegnazione dei Giochi Olimpici Cortina-Milano 2026 si è riaccesa la fiamma della speranza per la rinascita della montagna bellunese. Per me è una cosa splendida, porterà vita, porterà anche un po' di sviluppo per il nostro bellunese. Aspettative e timori. Per uno che viene da Bologna? Per uno che viene da Bologna la speranza di venire a vedere qualche gara. Aspettative grandissime, finalmente possiamo avere una manifestazione grande, importante. So che i nostri uomini stanno lavorando in questo senso. I timori? Come Expo e le grandi manifestazioni hanno insegnato, la paura è che questa grande opportunità faccia gola al malaffare. Speriamo che facciano le cose fatte bene. Questo c'è da augurarsi, giusto? Ecco, che non facciano poi tutte le varie cose. Ok? Timori? Pochi, speriamo che riescano a fare tutte quelle cose che hanno promesso di fare, soprattutto la viabilità, soprattutto quello che riguarda l'organizzazione, ma io sono fiducioso. Erano le spoglie ritrovate di un nostro soldato caduto nella Grande Guerra in zona Melette. La motosega si fa largo tra gli alberi schiantati dalla tempesta Vaia. Abbi cuore, ancora una volta, soldato delle Melette. Anche questo è il rumore meccanico che intacca ciò che fu vivo. Anche questo è per te. Ma sono solo i denti della motosega, non il nastro di proiettili della Schwarzlose, il suo martellare di morte che ti cerca mentre sei fuori dalla trincea, esposto al nemico. Questa volta sono venuto a prenderti per riportarti ai tuoi fratelli. Parte presto questo gruppo di tuoi concittadini. Ci sono 3 appassionati dell'associazione, ricercatori amici della storia di Marostica, quelli che quest'inverno hanno trovato il tuo elmetto e hanno capito che sotto c'eri ancora tu, soldato delle Melette, caduto 102 anni fa. Chissà, italiano del regno, se l'11 novembre del 1917, quando gli austriaci investirono il tuo reggimento per la prima volta e tu e i tuoi compagni d'armi resisteste sotto quell'inferno di fuoco, oppure se 25 giorni dopo, sulla Meletta di Gaglio coperta di neve, trovasti la morte quando tutto veniva spazzato via, il 5 dicembre, mentre tu stavi combattendo per permettere agli altri di organizzare la difesa un po' più in là, ai Tremonti.
Con i ricercatori c'è lo Stato. Ci sono 3 carabinieri della stazione di Asiago, il maresciallo e i suoi uomini. C'è il comune, un agente di polizia locale e un dipendente di Gaglio con vanga e piccone. E ci siamo anche noi, perché questa volta non sei più solo. 102 anni dopo la battaglia, 101 dopo la fine della Grande Guerra, la casa che non è la tua, i boschi che ti hanno nascosto, in fondo anche un po' protetto, che hanno sofferto tanto con te, ti lasciano andare laggiù dai tuoi fratelli. Non sappiamo molto di te, sappiamo che il tuo elmetto, l'Adrian, i pochi bottoni ritrovati, i lacerti dello scarpone fanno di te un italiano. Sappiamo che lo dice l'acciaio dell'Adrian, che un colpo ti ha raggiunto in testa. Si scava in una calda giornata del luglio 2019, si cerca con attenzione e rispetto tutto quello che si può cercare, si raduna tutto quel che si può ritrovare. Milite ignoto, diciamo noi italiani, in modo un po' aulico. Known unto God, conosciuto da Dio, scriverebbero sulla tua lapide gli inglesi, dove il positivo conosciuto prevale sul negativo ignoto. Allora è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al 20:10 questa sera il sindaco di Belluno. Grazie per essere stati con noi, ora le previsioni meteo. Benvenuti al meteo. Residua instabilità sulle nostre regioni, dove comunque il tempo tenderà a ristabilirsi e sarà via via più asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio di mercoledì 10 luglio. Sul Veneto il cielo risulterà spesso nuvoloso al mattino, con qualche occasionale precipitazione a carattere sparso. Dal pomeriggio avremo maggiori spazi soleggiati ed entro sera i fenomeni saranno in cessazione dappertutto. Temperature in calo con minime tra 16 e 22 gradi, massime più o meno stazionarie tra 25 e 28 gradi circa. Molte nubi anche sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino il cielo risulterà infatti coperto e non si escludono dei piovaschi sparsi. Asciutto e stabile, anche con più sole invece nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime tra 26 e 30 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Avremo occasionali acquazzoni durante la giornata, specie sui settori meridionali della regione. Sarà più soleggiato invece altrove. Fenomeni in esaurimento ovunque entro la serata. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 30 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.